La cosa che mi ha dato più soddisfazione e per la quale devo ringraziare tutto il Consiglio, gli uffici e il neodirettore è stato il ricompattare l'associazione, prenderla da un momento certamente dei più difficili della sua storia, dei suoi 60 anni, e averla riportata, mi sento di dire, con il contributo di tutti allo splendore di un tempo, e l'assemblea di oggi con una massiccia partecipazione credo lo dimostri. Il momento che stiamo vivendo certamente è complicato e abbiamo delle tematiche relative al capitale umano, al reperimento delle risorse per le nostre strutture ricettive, che è indubbiamente centrale. Abbiamo la problematica, la tematica energetica, che in questo momento sta facendo lievitare i costi di gestione delle nostre attività in maniera esponenziale e necessariamente merita un'attenzione particolare, la sostenibilità, lo sviluppo del settore in generale, la promozione del territorio, molte le tematiche, mi sento di dire, che sono in buona parte già sul tavolo e che intendiamo portare avanti in questi 4 anni di mandato. L'importante è continuare a garantire questa compattezza del gruppo degli associati di una territoriale di Federalberghi importantissima, in previsione di quelle che sono le nuove sfide del PNRR, dei processi di digitalizzazione e per quanto riguarda anche tutte le altre novità che saranno introdotte a breve e che segneranno il futuro delle nostre aziende. Una guerra ha degli impatti, se non altro anche, se non diretti come quelli tragici che stiamo vedendo nella popolazione dell'Ucraina, anche degli effetti psicologici nella scelta del processo di prenotazione. Dinamiche dalle quali onestamente pensavamo di essere fuori con la riduzione della pandemia, del tasso di contagio, ma che in realtà adesso vedono un'ulteriore complicazione del conflitto bellico.